Quadrante caldo di Treviso, zona di via Orioli, piazza Giustiniani, via Roma, all'attenzione di sindaco e cittadini dell'associazione Porta Altinia che si sono incontrati condividendo prospettive future per l'area, ultimamente sede di episodi di violenza, degrado e spaccio che hanno fatto scattare l'ordinanza che vieta la somministrazione di alcolici dalle 14 alle 3 e la chiusura anticipata dei negozi che insistono in zona, oltre al presidio fisso della polizia locale. All'indomani dell'incontro si rinnova un patto per la sicurezza tra amministrazione e cittadini. È emersa soddisfazione in quelle che sono le iniziative e le azioni da un punto di vista della sicurezza da parte dell'amministrazione. Ovvio che si può sempre continuare a migliorare, anzi è un obiettivo che insieme al comandante Gallo ci siamo posti, perché la qualità della vita passa anche attraverso la sicurezza, e quindi vogliamo eliminare anche quei pochi casi ancora che stanno succedendo di disordine. È successa qualche rissa, c'è un po' di spaccio, e quindi continueremo ad investire e a vigilare su quel quadrante in modo particolare. Zona interessata da episodi che, continua il sindaco, vanno combattuti e non resi strumentali dalla politica. Ricordo che qualche anno fa la situazione, anche perché la gestione degli immigrati era totalmente diversa da parte dello Stato, era decisamente peggiore, e lo dicono i residenti, non tanto il sindaco Conte, allora consigliere comunale. Quindi non sono abituato a strumentalizzare le vicende come sta facendo qualcun altro, sono abituato a guardare con realismo le situazioni, e quello che vedo oggi è che ci sono stati una serie di episodi isolati, sicuramente spiacevoli, che ci richiamano alla responsabilità e all'attenzione, ma non possiamo confondere questi episodi con degrado e Bronx.